progetto che presenta già numerosi motivi di interesse, intanto per la tipologia, per come viene organizzato. Siamo in uno studio televisivo, quindi avremo occasione di raggiungere un pubblico attraverso i media, la televisione, la rete, e attraverso questi strumenti andremo a raccontare di un progetto che credo sia molto a cuore a tutti coloro che insomma vivono intensamente questa relazione col mondo delle tradizioni popolari e in modo particolare su quell'aspetto etnografico, l'apparato vestimentario, insomma tutta quella ricchezza che insomma in questi anni sta suscitando sempre più interesse verso lo studio, l'approfondimento, la ricerca. E Hominis, il progetto che andremo a raccontare, nasce da una idea, un'esigenza, un desiderio di mettere un po' a fuoco questo mondo, e questa esigenza, questo desiderio nasce da un'associazione che in questi anni ha percorso proprio è attraversato un percorso verso, come dire, la riscoperta, l'attenzione, la valorizzazione di quel mondo autentico e rappresentativo della cultura popolare. E questa associazione, l'associazione Fedora Puzzo di Selargius, che con il contributo, il sostegno, l'attenzione da parte dell'amministrazione selargina, ma anche della Fondazione di Sardegna, sta sostenendo questo progetto, che dicevo interessante perché nasce all'interno di uno studio televisivo, in una sala convegni, perché poi appunto veicoleremo queste immagini e soprattutto ci sarà poi una pubblicazione che diventa, e ne parleremo subito con Matteo Azzeni, un bel punto di riferimento per quanto riguarda l'apparato vestimentario maschile. In realtà proprio il titolo ci introduce al tema. Hominis sono stati un po' più trascurati rispetto alle attenzioni nel vestiario femminile. Non lo sappiamo, lo scopriremo insieme in questa occasione, e quindi io do subito l'opportunità a Matteo Azzeni di raccontarci come nasce questo progetto e quale sarà proprio l'attenzione verso il mondo maschile. Dunque, il progetto Hominis nasce da una mia idea iniziale che poi ho condiviso con la mia associazione. L'associazione appunto è un'associazione folcloristica che si occupa di quello che il nostro statuto prevede, quindi la salvaguardia e la promozione di tutti quegli aspetti della tradizione popolare che riguardano, nel caso specifico, l'abbigliamento tradizionale. Quindi cosa deve fare ad un certo punto un'associazione come la nostra? Deve mettere nero su bianco il lavoro di raccolta e di studio che ha compiuto negli anni. Non vogliamo che in un futuro ci si dica che potevamo fare qualcosa per dare uno step in più alla salvaguardia delle nostre tradizioni. Quindi abbiamo ad un certo punto deciso, visto il lavoro che portavamo avanti verso l'abbigliamento tradizionale, di mettere dei punti fissi che fossero d'aiuto un po' per tutti. Nasce quindi l'esigenza di occuparsi sì dell'abbigliamento tradizionale, ma in questo caso dell'abbigliamento maschile. Perché l'abbigliamento maschile? Perché ci siamo resi conto in tutti questi anni di attività che c'è un approccio diverso, un'attenzione diversa verso l'abbigliamento tradizionale maschile. Non gode delle stesse attenzioni per mille motivi e della stessa accuratezza con cui invece ci occupiamo di solito dell'abbigliamento femminile. Ce n'è anche un motivo. Queste problematiche abbiamo scoperto condividendo il nostro lavoro che sono un po', si ritrovano un po' in tutta la Sardegna, in tutta la nostra regione. Qual era l'idea quindi iniziale? Era quella di metterci insieme ad un gruppo di lavoro e creare un convegno in cui si parlasse dell'abbigliamento tradizionale maschile e con la successiva pubblicazione degli atti. Però ci siamo subito resi conto che non si poteva limitare tutto il discorso dell'abbigliamento in un solo evento, pur pubblicando degli atti, perché ci volevamo anche occupare di aspetti molto particolari e particolareggiati dell'abbigliamento. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo rimodulato il progetto, abbiamo coinvolto degli individui, delle personalità che nel settore fossero riconosciuti anche a livello accademico e quindi avessero un know-how scientifico. Che cosa si è fatto quindi? Abbiamo proposto il progetto al dottor Gianmario De Martis e al dottor Marcello Ferreri. Vista la loro esperienza, ci hanno subito spiegato che per un lavoro del genere bisognava
cambiare completamente approccio, soprattutto dal punto di vista scientifico, per renderlo valido anche a livello accademico e per renderlo un lavoro serio, che fosse d'aiuto per tutti. Quindi abbiamo rimodulato tutto il progetto e abbiamo presentato lo stesso alla Fondazione di Sardegna, che poi ha messo a disposizione le risorse. Cosa è successo poi? È successo che abbiamo dovuto entrare poi nel merito delle scelte per questo tipo di lavoro. Avevamo già in programma comunque di dividerlo soprattutto in due parti. La parte fotografica che è rimasta alla primogenitura del progetto, cioè avevamo intenzione di fare i rilievi fotografici in modo scientifico e molto accurato, ma soprattutto con l'abito indossato, perché volevamo proprio far vedere come l'abito deve stare addosso. In questo ci ha aiutato il dottor Alessandro Spiga, fotografo conosciutissimo nel nostro settore, perché conosce bene l'argomento, ci lavora da tempo e quindi sa come deve trattare questo tipo di argomenti. Farà un intervento dopo, quindi lascio a lui poi la spiegazione tecnica di tutto il suo lavoro, però possiamo dire che ci siamo trovati subito per le scelte, condivise anche, se difficoltose, condivise anche da dottor De Martis e da dottor Ferreli, per quello che poi sarà la pubblicazione. Che cosa abbiamo fatto poi? C'era da individuare le comunità da coinvolgere, quindi abbiamo scelto delle aree geografiche specifiche che rappresentassero bene le comunità di quella determinata zona. Una volta individuate queste aree geografiche abbiamo individuato i responsabili per le stesse, io per il Sud Sardegna in generale, Oscar Sanna, con il quale avevo condiviso dall'inizio il progetto con la sua associazione che ci ha sostenuto da subito. Per il Sulcis Iglesiente, dicevo appunto Oscar Sanna, per la parte che riguarda il centro Sardegna abbiamo delegato il dottor Ferreli e per il nord il dottor De Martis. Una volta deciso questo siamo andati poi a lavorare nelle comunità vere e proprie, cercando gli individui che di quelle comunità si occupassero di questo argomento, quindi collezionisti, individui che avessero comunque portato avanti la salvaguardia dell'abbigliamento tradizionale. Detto questo, poi siamo passati al vero lavoro di rilievo dell'abbigliamento tradizionale. Ci hanno aiutato in questa, e qui ci tengo proprio che sia specificarlo, Ottavio, perché è un lavoro condiviso, non è il lavoro di un individuo che porta avanti questo tipo di lavoro, ma è un lavoro condiviso perché riconosciamo in ogni persona che ha dato e in ogni individuo che ha dato una mano a questo progetto l'importanza che ha avuto in quella comunità, quindi è un lavoro fatto da tutti, non da un singolo. E questa è una cosa molto importante sul quale ci siamo basati proprio perché il lavoro avesse poi un risultato finale più che eccellente, senza presunzione. Quindi questo un po' è il programma generale del progetto. Una volta poi portato avanti questo tipo di discorso, abbiamo deciso di lavorare sull'abbigliamento tradizionale non facendo un lavoro puro di catalogazione, ma cercando di rappresentare con questo tipo di lavoro uno spaccato generale dell'abbigliamento tradizionale maschile della Sardegna, che speriamo poi sia utile per chiunque si vorrà avvicinare a questo tipo di argomento. Mi pare, Matteo, che questo sia, come dici tu, intanto uno strumento e un documento molto importante per cominciare una riflessione non soltanto come dire, stimolante per quanto riguarda l'argomento, ma che abbia appunto delle referenze scientifiche così prestigiose. Quindi un aspetto interessante su come si indossa l'abito, quali sono gli elementi dell'abito maschile, interessante anche attraverso lo spunto fotografico così bello che abbiamo visto, anche come si indossa, ma con il dottor Ferreli e con Gianmario De Martis c'è anche questo sguardo attento verso una situazione demo-etnoantropologica, quindi questa relazione fra l'abbigliamento e gli uomini che lo hanno indossato, che cosa hanno rappresentato per queste comunità, insomma, quindi questo strettissimo legame che è così importante. E certo oggi abbiamo visto, mentre tu parlavi, scorrere anche delle immagini, delle fotografie su alcuni esempi dell'abbigliamento popolare, ma certo non sarà questa sede che completerà l'argomento, anzi, come giustamente tu hai detto bene, sarà proprio una base per cominciare a ragionare, a fare ricerca e quindi arricchire
questo primo lavoro, che diventa volume, che diventa occasione da distribuire sui media e quindi pian piano, annualmente, anche a seconda, come tu hai ben sottolineato, delle risorse, dell'attenzione, della condivisione, perché questo è un altro aspetto davvero che tu hai toccato, che è molto importante. Sulla base di questo, annualmente si può immaginare di portare avanti questo processo e quindi di creare proprio una vera e propria antologia di quello che è, insomma, tutto questo straordinario materiale, per come si usa, per come si porta, per come si è portato, e che cosa ci ha raccontato, no, nella cultura popolare. Quindi questo mi pare sia un quadro davvero interessante. Per cui intanto grazie a te e alla tua associazione per aver voluto come dire, affrontare questo tema in questo modo, perché questa è una delle cose importanti, e per come avete deciso di affrontare questo tema. Per cui adesso cambieremo pagina e dal punto di vista come dire, anche televisivo sarà interessante, perché partiremo e riapriremo questo prossimo blocco direttamente con il prossimo ospite e andremo a frugare proprio su temi particolarmente rilevanti, per cui vi anticipo solo che sarà Ignazio Sanna Fancello e quindi fra esattamente un istante ripartiremo con lui. Ho anticipato di Ignazio Sanna Fancello e tutti voi che seguite questo appuntamento credo che siate abituati a frequentare convegni, incontri, avrete tante volte sentito gli interventi di Ignazio Sanna Fancello. Lui è selargino, appassionato, studioso e libero ricercatore di tradizioni e di arti popolari. È un sarto, un maestrebanno, quindi conosce bene, insomma, anche le tecniche di realizzazione dell'abbigliamento stesso. È autore di numerosissime ricostruzioni di abiti tradizionali di diverse comunità della Sardegna. È consulente per pubblicazioni, studi, ricerche e tecniche di ricostruzione dell'abbigliamento storico. È curatore di diverse mostre sull'abbigliamento tradizionale. È coordinatore consulente anche dell'abbigliamento proprio dell'Associazione Culturale Fedora Puzzu di Selargius e proprio qualche anno fa, anzi insomma, ormai diversi anni fa, nel 2014 ha ricevuto anche un premio molto prestigioso che credo si svolga a Ittiri ed è il premio Manos de Oro a proposito insomma della sua attività sartoriale. Io appunto mi sono segnato un po' di cose perché non volevo insomma dimenticare nulla di Ignazio Sanna. Ignazio, tu hai scelto come tema un tema piuttosto ampio che magari verranno, come dire, divisi quasi per capitoli, perché l'idea è quello di raccontarci l'evoluzione dell'abbigliamento tradizionale maschile, quindi torniamo al discorso hominis, i modelli sartoriali, soprattutto con un'attenzione, come abbiamo detto, nel Campidano di Cagliari, perché lo sguardo sarà ampio a livello regionale, ma partiamo per tappe con Ignazio Sanna Fancello, come già aveva anticipato anche Matteo Azzeni, si farà una particolare attenzione verso il Campidano di Cagliari. Partiamo anche dall'evoluzione, come dire, temporale, no, dell'abbigliamento, Ignazio. Buonasera a tutti, bentrovati. Parlare di Campidano di Cagliari, lo ribadisco sempre, quando si parla di costume, abbigliamento sardo, si deve fare riferimento non all'intero Campidano di Cagliari, ma ai paesi che si affacciano alla città di Cagliari, così come tutti i viaggiatori del tempo identificavano i paesi di Selargius, Quartu, Quartucciu, Monserrato, Sestu, Sinnai, insomma i paesi, come ho detto prima, che si affacciano a Cagliari. E non è sempre stato semplice recuperare materiale maschile, perché il materiale maschile ha avuto
un'eclissi in un periodo dove l'uomo, per praticità, veniva costretto quasi a abbandonare questo genere di abbigliamento alla sardesca. Questo avveniva quando in primis gli uomini venivano chiamati a prestare il servizio militare o ancora chiamati alla guerra, dove smettevano quest'abito e quando i più fortunati ritornavano in patria trovavano scomodo abbigliarsi con l'abbigliamento appunto sardo. Ecco perché il declino del costume maschile ha un abbandono precedente a quello che è stato l'evoluzione della moda al femminile. E allo stesso tempo per noi ricercatori è stato un vero problema andare a recuperare materiale del periodo, tenendo conto anche dei particolari. Quel poco che era rimasto dovevamo dargli una importanza, un dettagliato periodo per capire quando e come veniva utilizzato, perché, come faccio riferimento sempre a chi si occupa di questo studio, aprire un cassetto molte volte può far sì di trovarci davanti a un tesoro immenso, ma dover riuscire come un puzzle a ricondurre pezzo per un determinato periodo d'uso. Questo succede anche per molte persone che appunto, come ho detto prima, aprono il cassetto della nonna, trovano questi pezzi, ma si trovano in difficoltà poi nel dare un giusto equilibrio per indossare, tenendo conto appunto del tempo in cui quel determinato capo veniva indossato. Quindi è necessario a questo punto dare riscontro e dare parola a chi già da prima ha avuto la stessa difficoltà per assegnare appunto un giusto periodo. Perché l'evoluzione temporale appunto dell'abbigliamento ha dato sì a tanti errori che, come ha detto Matteo prima e come hai detto tu Ottavio, è dato dall'importanza della condivisione. Per fortuna in questo ultimo decennio, forse anche per colpa mia, che ho spinto questo pensiero, questo mea culpa, a fare sì che potessimo cercare di mettere un po' di pulizia a tutti quegli errori che sono stati fatti nel tempo. Nel tempo dettati anche da un altro argomento, il Sestus. Sì, infatti qui mi piacerebbe approfondire. Tanto è molto vero quello che hai detto e il tuo contributo è stato molto importante nel mondo del folklore, delle associazioni che hanno, devo dire, raccolto anche questo tipo di indicazione di andare proprio alla ricerca di elementi che potessero davvero rappresentare una comunità e non un gusto personale realizzato tanto per mettere su un insieme di persone e fare un'associazione folclorica. Quindi questo è stato un lavoro molto importante. E proprio tu stavi già affrontando un altro argomento che è molto interessante, quello che potrebbe essere legato al cosiddetto taglio sartoriale, anche se è curioso pensare che in realtà erano poi le famiglie, all'interno della casa si costruiva proprio l'abbigliamento, veniva confezionato all'interno delle case, quindi si può parlare proprio di uno stile, di un taglio sartoriale in questo senso. Come mi è capitato spessissimo di trovare dei capi originali è da restare sbalordito per paragonare lo stesso capo in uso con una sartorialità e una perfezione anche di elementi che facessero sì pensare che molti capi venissero assegnati come succede oggi a dei sarti o delle sarte che avessero la nomea di essere delle grandissime sarte.
Mi è capitato ad esempio di parlare con dei ricercatori, in questo caso di Burcei, dove ancora vige la nomea delle sarte selargine per la perfezione che avevano nel confezionare certi abbigliamenti. E questo mi gratifica, anche perché io, essendo selargino, ho potuto insomma giocare d'orgoglio, perché ancora in questo paese che ha tenuto e mantenuto ancora vivo l'abbigliamento, forse più di altri paesi, come appunto forse perché è arroccato nella montagna, quindi Burcei ha mantenuto ancora questo genere di abbigliamento fino a poco tempo fa. E ancora il ricordo di queste sarte selargine. Ma perché mi rifaccio a questo? Perché Susestu è importante nella ricostruzione di un abito. È importante perché io, che ho fatto modellismo, ho fatto la sartoria moderna, ho fatto stilismo, mi ritrovo a riscontrare certi tagli che non hanno niente a che vedere, forse anche scomodi, da indossare con un abbigliamento ottocentesco, perché ben venga insomma il taglio che abbia una sua vestibilità chiaramente più comoda, ma se devo rifarmi a quello che è la moda dell'Ottocento, devo rifarmi anche a quei tagli. E purtroppo ho riscontrato dei nuovi cappi messi in uso appunto per l'abbigliamento folcloristico, con dei tagli che non hanno niente a che vedere con il taglio ottocentesco. E si vede, forse nella vestibilità rende, però non ha quell'eleganza e quei volumi che sono necessari per poter parlare di ricostruzione o un adeguato abbigliamento o vestibilità che era quello della moda dell'Ottocento. Ecco, Ignazio, un'altra cosa che viene in mente a proposito, insomma, del modello sartoriale, cioè di come sono gli stilemi per realizzare proprio una tipologia di abbigliamento. C'è poi una condivisione e una, come dire, circuitazione, una diffusione, non soltanto all'interno delle mura di un'unica comunità, ma forse il discorso che si può fare è anche un po' più ampio, cioè è tutta un'intera zona che prende come riferimento vero e proprio quella tipologia di modello, no? Assolutamente sì, Ottavio. Come ho detto prima, il Campidano di Cagliari, ma ogni paese non era chiuso a se stesso. Bene o male lo riscontriamo in tutta la Sardegna, una zona delinea anche il modo di vestire. Parlare oggi di Bistia Sagravarissa, forse perché Cabras ha avuto un avanzato uso di questi abiti. Fino a poco tempo fa ci sono ancora donne che usano questo genere di abbigliamento. A Sagravarissa, ma che riprende tutta l'area dell'Oristanese, ha fatto sì che si possano riscontrare quel genere di abbigliamento per identificare una zona, così come può essere il Goceano, la Baronia, che hanno delle peculiarità che tu riconosci anche nella zona. E la condivisione appunto dei tagli, dei modelli dell'intera zona è anche questo: fare correttezza nel riproporre e nel dare consigli, consigliarci insieme su quello che si è fatto sbagliando, e nello stesso tempo cercare di rimettere in movimento, in moto tutto quello che è possibile per poter salvare il salvabile, insomma. Ecco, ci sono molti riferimenti dell'abbigliamento a proposito dell'area campidanese che ce lo offre proprio la tua città, Selargio, su una cittadina che possiamo dire, insomma, che ha questa spiccata sensibilità conservativa dell'abbigliamento popolare, e credo che siano anche tanti gli elementi, quelli che noi chiamiamo, insomma, originali, nel senso utilizzati, vissuti, cioè che sono appartenuti a uomini e donne nel passato e hanno condiviso un percorso di vita. Immagino siano tanti gli elementi dei hominis, quindi giacche, gilet e quant'altro. Proprio poco tempo fa una signora che assolutamente conoscevo di vista mi ha invitato ad andare a casa sua e mi ha fatto dono
di una giacca maschile, perché anche Selargius ha avuto difficoltà a trovare materiale maschile. E l'emozione è tanta, perché forse è un mio pregio, quello quando mi danno o prendo in mano questi capi, che sono stati capi e hanno provato emozione, riesco quasi a decifrare quello che è stato il sentimento di chi ha indossato per primo questi capi. Intanto mi parte subito un Requiem Aeterna, perché lo consiglio a tutti quando ci troviamo davanti questi capi che sono stati di persone che oggi non ci sono più, e forse grazie anche a loro che dobbiamo rendere merito, e mi piace appunto fare questo atto devozionale a queste persone che hanno condiviso con noi questo processo. Selargius, come ho detto prima, ha mantenuto, ma allo stesso tempo ha anche storpiato quello che era più consono all'abbigliamento tradizionale. Ho trovato dei capi particolarissimi, delle giacche che dalle fotografie non avrei immaginato di trovarmi davanti invece a dei veri tesori sartoriali. I gilet, o meglio i corpetti di taglio ottocentesco, corpetto, che indica il corpetto, deve stare giusto al cuore, deve dare il movimento e deve dare la sua, quasi come un guanto doveva coprire l'uomo. Il corpetto, o ancora il giustacuore, come veniva chiamato. Giustacuore per lo stesso significato di corpetto, giusto al cuore. Ma sono dei capolavori sartoriali. Ho trovato dei corpetti di terziopelo, di setta, con dei bottoni di filigrana, ma con dei tagli particolarmente che mi riportavano alla moda settecentesca della corte europea, perché certi tagli appunto rivivono e hanno la stessa vestibilità e la stessa immagine degli uomini del Settecento della corte sabauda. Questo ha fatto sì che l'abbigliamento popolare, in questo caso, riprendesse o copiasse quello che era la moda della corte a Cagliari. Abbiamo avuto per tanti anni il re a Cagliari, e ne hanno copiato l'immagine appunto di questi corpetti meravigliosi che vestivano i Selargini e nello stesso tempo tutta l'area del Campidano di Cagliari. E ripeto, importante la condivisione. Chi mi ascolta, tenete a mente la condivisione. Sono felice che in quest'ultimo periodo, Ottavio, molte associazioni hanno ripreso a fare studio, a fare rivisitare, insomma, tutto quello che era che il folklore ci ha dato, e tutto quello che il folklore nello stesso tempo ci ha rovinato, perché il folklore in certi casi era più importante dare spazio allo spettacolo, e lo spettacolo molte volte ha sfasato e ha falsificato quello che invece era sugo nottu. E per fortuna si vedono tante associazioni, ma quello che più mi rincuora è che molti, per me, che ho raggiunto una certa età e li chiamo ragazzini, ma che stanno sposando l'idea non di studio, ma anche sartoriale. Io li vedo, mi mandano i loro elaborati, mi mandano le loro ricerche, e rimango sbalordito, quasi commosso nel vedere che questi ragazzini saranno il futuro della moda folcloristica, e speriamo che oltre loro riescano a contagiare anche tutti quelli che
sono convinti di avere in mano un patrimonio intoccabile e che non ci sia niente da rimetterci in mano. Noi non ci saremo più, ci saranno questi ragazzi e mi auguro di tutto cuore che siano un buon futuro per l'abbigliamento sardo. Sì, guarda, hai toccato molti argomenti davvero interessanti e questo della ricerca di una condivisione su questi temi, quindi per ridare anche a se stessi, cioè l'onestà intellettuale di sapere di indossare un qualcosa che davvero è appartenuto a qualcuno, che ha avuto una vita, che ha avuto una storia, che ha avuto un senso. E quindi non soltanto prendere un modello perché così è carino e diventa poi un elemento, diventa un mero abito da scena. E quindi questo è un aspetto importante. E poi certamente tu hai raccontato proprio delle vite legate, le vite degli uomini legate a questi gilet, a queste giacche che tu hai visionato, hai anche riflettuto sul fatto di quale potesse essere magari la condizione sociale di qualcuno di questi, come hanno vissuto la propria vita. Sono temi insomma, che avremo modo insomma, anche di approfondire in questo secondo ulteriore spazio, perché adesso come dire, manderemo in onda, come si usa dire in televisione, qualche immagine di questi hominis ben fotografati e poi qui cambierà la scena perché andremo proprio ad indagare su questi temi legati appunto all'abbigliamento, ma allo strato e alla società, alla cultura, all'aspetto antropologico proprio dell'abbigliamento popolare, questa bella e interessante relazione. Per cui adesso andremo ad invitare il dottor Marcello Ferreli. Grazie Ignazio Santi. Grazie a voi. Bene, altro argomento dunque particolarmente interessante e stimolante, questa relazione fra antropologia e abbigliamento popolare. Il dottor Marcello Ferreli avrà insomma modo e cura di far parte di questo progetto Hominis con una sua relazione e mi piace insomma raccontare un po' di cose molto interessanti sulla sua storia e i suoi studi, perché Marcello Ferreli, nuorese, studioso di antropologia e laureando come seconda laurea magistrale in discipline demo-etnoantropologiche. La sua prima tesi magistrale è stata in etnografia tibetana su analisi di materiale proveniente da interviste successive all'arrivo cinese. E poi un primo lavoro sul campo etnografico riguardante insomma, le dinamiche di apprendimento dei bambini bilingue franco-spagnoli a Madrid. Questo aspetto bilingue davvero molto interessante, si sta trattando intensamente anche sulla nostra isola e da anni insomma, ricerca anche sul campo nel centro Sardegna, la sua area di appartenenza, come abbiamo detto, nuorese, e sulle dinamiche dell'abbigliamento individuo. E questo è un aspetto davvero molto molto interessante. Noi siamo davvero ben felici di ascoltare la sua relazione. Prego, dottor Ferreri. Allora, grazie Ottavio. Allora, diciamo che quando Matteo mi ha contattato la prima volta si è parlato di effettuare un'opera che avesse un carattere condiviso, quindi un carattere corale, possiamo dire, una sorta di tavola rotonda dove una serie di persone si siedono e condividono gli esiti delle proprie ricerche e non solo delle proprie ricerche ma anche dei propri saperi. Tutto questo quindi cercheremo di racchiuderlo all'interno comunque di un libro. Diciamo che oggi piuttosto che parlare di il contenuto dell'opera ci soffermeremo su alcune questioni epistemologiche. Epistemologia cosa vuol dire? Nel momento in cui noi facciamo conoscenza abbiamo necessità di riflettere su come noi facciamo la conoscenza. Partiamo dal presupposto che utilizzeremo all'interno dell'opera delle foto di gente dei nostri contemporanei che vestirà l'abito.
Da una parte questo complica molto il nostro lavoro, ma ci dà la possibilità di riflettere su due aspetti, ovvero ci saranno abiti che sono quindi antichi e che vengono indossati nel caso in cui questo sia possibile, o ci saranno ricostruzioni. Da una parte questo ci porta all'ambito del sapere sartoriale, quindi per fare un abito esiste un sapere sartoriale che in antropologia corrisponde a quello che è un sapere corporeo, quindi non è solo la nostra mente ad apprendere, ma è anche il nostro corpo che apprende, quindi le nostre mani, le mani dei sarti sanno fare. Ma un abito non è esclusivamente un qualcosa che noi possiamo osservare, ma è un qualcosa che va saputo indossare. E qua troviamo un altro tipo di sapere che è conservato in Sardegna nelle singole comunità, ovvero la capacità di prendere un vestito e di indossarlo secondo comunque dei canoni della propria località. Questo è un aspetto che necessitava il contributo di tante comunità, di tanti individui provenienti dalla singola comunità, perché badate bene, nessuno è in grado di vestire tutti gli abiti della Sardegna. E inoltre va tenuto conto che quando parliamo di abbigliamento maschile, spesso generalizziamo dicendo che le componenti dell'abito sono più o meno le stesse, quindi io che sono nuorese posso vestirmi come un selargino. La situazione è molto comunque più complessa, anche tra centri vicini. Ad esempio, nella Barbagia noi abbiamo l'uso di tirare molto i soscarzone de tela, che sarebbero comunque sono i calzoni bianchi, all'interno des armi su carza, che quindi sono le uose. Però tra un centro e l'altro abbiamo una modalità diversa di tirarle dentro comunque armi su carza. Ad esempio, tra noi ed Orgali, un occhio attento riconosce un modo diverso comunque di portare questo dettaglio. E al tempo stesso esistono una serie di peculiarità locali a livello linguistico. L'abito, tutte le componenti dell'abito hanno un nome, che ovviamente solo l'individuo della comunità conosce, perché gli altri individui di un'altra comunità hanno un modo diverso di definirlo. Ed inoltre esistono anche delle denominazioni per gli individui che portano l'abito, che non è un aspetto di poco conto. Ad esempio a noi diciamo uno vestito asa rustica, mentre in altre comunità dicono travargioso, ad esempio. Tutto questo quindi va pensato nel momento in cui noi andiamo a coinvolgere, a condividere con tantissime comunque comunità. E le foto vanno inoltre pensate anche per la platea del lettore, no? Perché un'opera scritta può diventare anche molto interessante, ma la fotografia a colori attuale dà la possibilità all'individuo di comprendere maggiormente di ciò che stiamo parlando. Un aspetto che però dobbiamo in certo qual modo cercare di non fare è di pensare l'opera come una comparazione tra abiti, cioè io penso quindi questo è il mio abito di Nuoro, a fianco c'è un abito in un altro paese, quindi faccio una comparazione, dico ah il mio è così, il tuo è così. No, ogni realtà ha delle dinamiche totalmente diverse, sia a livello di evoluzione di abito, sia a livello di abbandono comunque di abito, e di conseguenza la trattazione dell'opera va tenuta come una visione d'insieme geografica e una visione comunque temporale differente, quindi sarà nostro scrupolo continuamente mettere in evidenza se stiamo parlando di un periodo, di un altro, se no rischiamo comunque di fare una sorta di minestrone, possiamo dire, anche perché quando spesso si tratta un capo di abbigliamento, quale può essere il zuzzipone, che è il giacchino per chi non lo sapesse, il giubbetto, se io faccio una trattazione di tanti paesi, l'operazione mentale, ma è ovvio, scontata, che ci viene da fare è quella di comparare, di dire uno è così, l'altro è così. No, tutto ha una sua epoca, una sua storia che necessita di essere comunque spiegata. E qui entriamo in un ambito un po' più, diciamo, pesantuccio, passatemi il termine, ovvero del concetto di tradizione in antropologia. Allora, noi in generale utilizziamo il termine tradizione in una maniera molto semplicistica, possiamo dire. Cioè, spesso noi vediamo la tradizione come un lascito del passato che giunge al presente, che noi riceviamo quindi in una sorta di maniera passiva. Cioè, nel momento in cui la tradizione comunque arriva, noi ce la troviamo tra le mani e spesso ci definiamo anche, o abbiamo la finalità di essere dei rispettosi, garanti della tradizione. E inoltre, in questa visione di tradizione, la vediamo che segue il moto del tempo, cioè dal passato la tradizione arriva al presente. La sua verità noi l'attribuiamo proprio a questo fatto che segua il moto del tempo, quindi siccome arriva dal passato è giustamente comunque vera. In antropologia il termine tradizione è molto più complesso. Figuratevi che esiste un intero ramo della disciplina
che ha deciso di non utilizzare più il termine tradizione. Perché? Perché un uso acritico dello stesso risulta molto pericoloso. Allora, tradizione, più che avere queste due definizioni che in generale intendiamo, può essere definita come un punto di vista del presente verso il passato. Quindi vedete come cambiamo comunque la logica dal presente al passato, e in questa logica noi spesso facciamo un'operazione di selezione e assunzione, quindi selezioniamo un qualcosa e lo assumiamo come un tratto, un qualsiasi tratto culturale, stiamo parlando di abito adesso, ma vale per tante cose. Questo tratto culturale lo assumiamo come tradizionale, ma siamo noi, soggetto sociale, quindi io, individuo, che gli do tale comunque definizione di tradizionale. E qua nasce la problematica, nel senso che la memoria collettiva di per sé è un qualcosa molto complesso da studiare. E la memoria collettiva spesso porta con sé solo le ultime cose che sono accadute all'interno di una determinata comunità, perché ciò che c'è prima spesso è stato comunque eliminato dalla memoria collettiva, sia in maniera involontaria, ma spesso anche in maniera comunque volontaria. Ci sono operazioni di eliminazione, distorsione di alcuni aspetti culturali che avvengono. Di conseguenza, ciò che la memoria collettiva ha più familiarità, spesso lo definisce come un qualcosa di più autentico, no, semplicemente un qualcosa che tu conosci rispetto a un qualcosa che non conosci. E il tutto si complica ancora di più perché scattano dinamiche di riconoscimento identitario. Cosa vuol dire? Che su tutto quel materiale che la memoria collettiva comunque porta con sé, tu ti riconosci. Diciamo che per spiegare in maniera un po' più semplice, diciamo, tutti questi concetti, possiamo fare un esempio. Quante volte in convegni abbiamo sentito parlare di abiti inventati, di abiti che non sono ricostruiti secondo dei canoni adeguati? E perché è difficile cambiare in una comunità queste dinamiche? Perché spesso è scattato un meccanismo di riconoscimento identitario anche nell'abito che è stato totalmente inventato. E qua sta il ruolo dell'antropologo. L'antropologo deve arrivare là e sedersi, ragionare e comprendere. C'è una bellissima definizione dell'antropologia inglese riguardo che cosa fa l'antropologo, e l'antropologo prende quelle che sono le spiegazioni, qualsiasi tipo di spiegazione, e trasforma la spiegazione in un qualcosa che necessita a sua volta di essere spiegato. Quindi la dinamica di per sé si complica maggiormente, però al tempo stesso diventa anche molto più interessante da analizzare. Di per sé io diciamo che quando tratto di abiti non amo molto parlare del folk, cioè in generale io quando parlo di abiti parlo di ricerca fine a se stessa, no? Però spesso è necessario anche mettere in mezzo il fenomeno folcloristico, perché non è nato ieri il fenomeno folcloristico. Quindi ormai parliamo di decenni, molto di più di decenni, di fenomeno folk che comunque è esistito. E il fenomeno folk di per sé ha tutti i suoi pregi, d'altra parte spesso ha lavorato in una maniera, diciamo, possiamo dire abbastanza forzando quello che è il sistema dell'abbigliamento. Cioè, ad esempio, si è lavorato per incrementare quelle che sono le differenze tra l'abbigliamento di determinate comunità, mentre spesso sono state completamente eliminate le differenze dell'abbigliamento all'interno della stessa comunità. E qua prendo un Nuoro. Ad esempio, a Nuoro il modo di portare lo scarzone da tela fuori o dentro le uose indica che l'individuo che le porta fuori è uno studente, l'individuo che le porta dentro quindi non lo è. Di conseguenza vedete come esistono anche differenze interne all'interno comunque della comunità che necessitano di essere comunque analizzate. E qui, per tornare a quel nostro primo concetto di tradizione, c'è un'altra problematica, il concetto di arcaico verso moderno. Anche qua spesso utilizziamo termini e cerchiamo di connettere questi termini al concetto di tradizione. Bisogna stare attenti perché molto spesso pensiamo Sarragasa, quindi il calzone a gonnellino, è più arcaico del pantalone, no? Questo ci può anche stare, cioè è se noi parliamo di tempo, è precedente a quello che è il pantalone in molte realtà. Quindi molte realtà si sono sentite con la necessità di dover comunque costruire la propria raga e utilizzarla così da avere un abito che fosse in certo qual modo più arcaico. Non si pensa però che anche la parte di su dell'abito si è evoluta. L'abbigliamento maschile non è rimasto privo di qualsiasi evoluzione. Di conseguenza, quando io mi ricostruisco Sarragasa, devo pensare che magari la camicia, il modello, ha subito un'evoluzione. Io sto portando due pezzi di due epoche diverse
che poco hanno a che fare. Diciamo che per ora può anche comunque bastare questo piccolo comunque contributo, questa comunque analisi, diciamo prettamente antropologica dell'abbigliamento. Sì, che però, grazie intanto al dottor Marcello Ferrelli, perché è utile, perché ha già fatto molta chiarezza. Immagino che chi ascolti questo tuo intervento possa immediatamente trovare tanti motivi per riflettere su quello che è stato il proprio percorso, anche perché, come hai detto, la materia è davvero complessa, anche se tu hai spiegato in modo estremamente semplice, per questo tra l'altro ti ringraziamo. Però è interessante soffermarsi anche su alcuni aspetti che tu hai citato, per esempio intanto quello temporale, che è molto importante relativamente proprio a una memoria, quindi a una conservazione di un modello che è stato richiamato. Ma nello stesso momento, nel tuo percorso e nella tua relazione hai parlato anche di queste caratterizzazioni, delle, come dire, gli indici che regolano ciascuna comunità, addirittura nella etimologia, nel modo di indossare. Questo in qualche modo ci spinge a pensare ad un universo di grande ricchezza, quindi, come dire, ci dà anche dei motivi di preoccupazione ma anche d'orgoglio, perché insomma possiamo dire che questa piccola regione, insomma questo puntino nel Mediterraneo, comunque ha espresso veramente tanti moduli, modelli così interessanti, così nell'abbigliamento popolare, quindi in quei beni materiali, così nel grande patrimonio etnomusicale, per cui quell'altro patrimonio immateriale. Ecco, questo ci dà, come dire, conforto, ma nello stesso tempo ci spinge davvero a riflettere su quello che è stato il tuo intervento. Quindi io credo che per chi segue questa registrazione, per chi seguirà questo convegno così particolare o chi leggerà poi i risultati di queste vostre relazioni, avrà immediatamente un'occasione molto preziosa per riflettere su quello che è stato il suo percorso e su che cosa veramente si sta facendo, quanto si appartiene a quel tipo di mondo di folklore e quanto invece a quello della riproposizione di un elemento che è stato davvero utile e che ha segnato un periodo della comunità. Quindi grazie infinite al dottor Serrelli e visto che ha citato molti moduli, modelli in realtà, confezioni differenti e ha citato anche il fatto che poi l'abbigliamento è importante per come si usa, per chi lo usa, eccetera, vedremo come, dopo che manderemo in onda alcune fotografie così preziose, proprio di approfondire l'aspetto legato alla iconografia, quindi a questo aspetto fotografico, un patrimonio realizzato oggi con quegli abbigliamenti così preziosi di cui abbiamo visto, e ci faremo raccontare meglio, insomma, da Alessandro Spiga come è nata questa documentazione. Ma intanto vediamo le sue fotografie. Ecco, dunque abbiamo visto un po' per tutta la durata di questo convegno, almeno fino a questo momento, sono ruotate un po' di fotografie delle oltre 60 o 70 che sono state realizzate per questo progetto. E quindi con il dottore Alessandro Spiga andremo insomma a capire come nasce questa sua relazione anche con questo tipo di fotografia. Mi piace, prima di dargli la parola, farvi sapere un po' di cose che sono tutte molto interessanti, un po' della sua vita. Lui è cagliaritano e per la fotografia ha avuto insomma la passione fin da piccolo, come spesso accade per tutte le arti, e quindi la passione per la fotografia, per la natura, per il mondo acquatico in modo particolare. E quindi si è avvicinato alla fotografia perché appunto riteneva fosse una tecnica fantastica per rappresentare la spettacolare evoluzione del mondo vivente, del quale ha approfondito la conoscenza fino alla laurea in scienze naturali. E la fotografia però insomma è una fantastica forma d'arte della quale ha scoperto nel tempo
quelli che sono i piccoli grandi segreti della fotografia. Quindi primo fra tutti la versatilità. Tutto dunque può essere fotografato con passione, la natura, così come l'uomo e le sue espressioni, e qui entriamo anche un po' nel merito e nell'oggetto di questo lavoro. Oggi con le sue immagini riesce a catturare un po' tutto quello che lo circonda, in particolare quanto può descrivere la sua terra, cioè la nostra terra, la Sardegna. Le sue prime fotografie pubblicate in una rivista risalgono al 2003, quindi insomma sono passati già molti anni, e da allora ha pubblicato in numerose testate in tutto il mondo, e quindi molti dei suoi progetti sono stati esposti in mostre personali e poi collettive. Dal 2010 si occupa di vela, beato, questa passione che anch'io guardo solo, ahimè, da lontano, collaborando con lo Yacht Club Costa Smeralda, con Vento di Sardegna, quindi le più grandi tecnologie abbinate insomma alla vela, con Andrea Mura e altre importanti realtà isolane. Nel 2015 il progetto Retratos, quindi abiti e volti della Sardegna, e ha ottenuto per quella circostanza un riconoscimento internazionale, portando una foto nella finale della categoria Arte e Cultura al Sony World Photography Award, e quindi uno dei concorsi fotografici più prestigiosi del mondo. Nel 2015 ha realizzato il progetto Sossete Pizzos, quindi il fascino della vestizione, dedicato a tutte le fasi della vestizione dei 4 abiti femminili di Ittiri, e nel 2017 ha partecipato al volume Sardegna 20 fotografi di natura, edito da Carlo Delfino. Quindi a quel progetto di Ittiri, tutto legato al mondo delle donne, queste straordinarie preziosità ittiresi, a quest'altro progetto Hominis. Come ci sei arrivato? Com'è? Diciamo che il mio approccio all'abbigliamento tradizionale è stato nel 2007. Io prima del 2007 mi rifiutavo di fotografare persone. Poi è stato un caro amico, Lorenzo Bellu, che mi ha preso per le orecchie e portato a Sant'Efisio, e lì mi si è aperto un mondo, perché da naturalista ero abituato a fotografare i miei soggetti nascosto, senza interazione. Meno il fotografo naturalista è visto, e più le foto sono spontanee. E ho notato che a Sant'Efisio era così, cioè i figuranti della processione erano talmente presi da quello che stavano facendo che io per loro ero invisibile, e quindi ho apprezzato piano piano il poter fotografare le persone come se fossero degli animali. Poi negli anni tutto è cambiato, perché c'è stato il boom dei social media e dei fotografi, quindi durante le processioni c'erano più fotografi che figuranti. I figuranti stessi erano più interessati ai fotografi che alla processione vera e propria, quindi mi sono disinnamorato di questo genere di fotografia, però anziché chiudere un capitolo ho deciso di aprirne subito un altro con il progetto Retratos, portando cioè andando a fotografare gli abiti nei loro paesi. Quindi c'è stato tutto un lavoro anche lì curato da Gianmario De Martis, ed è in quell'occasione che ho iniziato a collaborare con Matteo e Oscar, e quindi diciamo che questo Hominis per me è stato il proseguimento di quel lavoro, e quando Matteo mi ha chiesto la collaborazione sono stato ben felice di partecipare. La cosa che mi è piaciuta da subito è stata il fatto che comunque il loro intento corrispondeva con la mia idea di fotografia dell'abbigliamento tradizionale, nel senso che io vedo l'importanza della fotografia fatta nei giorni d'oggi, cosa che molte persone non riescono a percepire, perché se noi consideriamo l'importanza che hanno oggi le fotografie fatte 40 anni fa, dobbiamo pensare anche all'importanza che avranno le fotografie fatte oggi tra 40 anni.
quindi riuscire a fare fotografie importanti, coerenti, che abbiano un contenuto scientifico e documentale importante, secondo me è fondamentale. E quindi grazie a questa unità di intenti ci siamo seduti a un tavolino, anzi no, era in periodo di pandemia, quindi ci siamo visti attraverso il computer e abbiamo iniziato a buttare le basi per quelle che saranno state poi le foto che vedete, che avete visto proiettate. Quindi l'intento è stato subito quello di fare delle fotografie che fossero riconoscibili immediatamente, cioè, nel senso che una persona che vedeva la foto doveva capire immediatamente che si trattava del progetto Hominis, e per quello abbiamo realizzato apposta un set con uno sfondo ben riconoscibile, che è stato tra l'altro fatto a mano dallo stesso Matteo direttamente nello studio, e un pavimento di legno che desse un po' di calore alle immagini. Poi per quanto riguarda l'illuminazione ho continuato a usare lo stile utilizzato nel progetto Retractos, che consiste in luci radenti e forti contrasti tra luci e ombre, in modo da mettere in evidenza la consistenza e i drappeggi dei tessuti. Cioè dall'immagine credo, spero, siano riconoscibili tutti i vari tessuti proprio in base alla texture, al drappeggio, a come cade. Beh, mi sembra, guarda, credo proprio di sì che questo, come dire, obiettivo sia stato perfettamente raggiunto, perché davvero si apprezza tutto il particolare. Devo dire, fino all'anima, quasi sono talmente dettagliate che quasi emerge anche lo stato d'animo del soggetto che è stato fotografato. Cioè, è molto bella questa cosa, questa relazione fra l'uomo che indossa l'abito e il dettaglio dell'abito stesso. Quindi anche questo credo che sia, come dire, una ricerca tua personale. Sì, diciamo che anche in quello con Matteo ci capiamo bene, e sa che per indossare l'abito tradizionale, cioè non tutti riescono a indossare l'abito tradizionale, nel senso che se una persona non percepisce, non capisce l'importanza di quello che indossa, nella fotografia c'è poco da fare, si vede, perché un abito importante come quelli che mi ha fatto fotografare Matteo possono valorizzare molto la persona, però allo stesso tempo la possono annientare completamente. Quindi se una persona non è a proprio agio nell'indossare l'abito, nella fotografia si percepisce e perde tutta la poesia, diciamo, del momento, dell'immagine. Beh, posso aggiungere che questo accade non soltanto nella fotografia, ma anche e soprattutto in occasioni di processioni religiose. Questo è un aspetto molto molto importante. Chissà se un domani l'associazione Fedora Puzzu attraverserà un tema e vorrà organizzare degli aspetti di riflessione anche su questi temi legati all'aspetto processionale. Io infatti vorrei prendere un po', soffermarmi su quanto tu hai detto sul discorso della tua prima partecipazione alla processione di Sant'Efisio, quindi questa volontà di raffigurare, rappresentare, filmare o fotografare i vari partecipanti. Tu hai parlato di figuranti, forse sono, come dire, io ormai invece amo molto definirli davvero devoti che partecipano con l'abbigliamento tradizionale. Purtroppo tra queste 5.000 persone non tutti sono da classificare fra devoti e qualcuno può essere un figurante, però io credo che la maggior parte delle persone invece sia proprio davvero profondamente convinta di partecipare ad una processione religiosa e soprattutto di avere questo bell'orgoglio di indossare l'abito, e alcuni, come hai detto tu, si vede immediatamente che sono a proprio agio, ci sono dentro, ci sono con l'anima e con l'intenzione, che è molto importante. Alcuni di questi invece sono soltanto figuranti perché magari per la prima volta indossano quell'abito soltanto per partecipare alla processione intesa da qualcuno, ahimè, ancora come una sfilata, che però insomma anche questo sarebbe un tema davvero da approfondire, ma molto molto interessante, perché tu quello che hai detto cioè mi ha fatto proprio riflettere sul fatto che alcuni davvero la vivono in questa maniera diretta, profonda, partecipata, sentita,
Altri, quelli che tu hai chiamato figuranti, invece forse ahimè sono davvero quelli che indossano l'abito per farsi fotografare. Però proprio avendo vissuto questo passaggio, diciamo che il rapporto tra figuranti e devoti è aumentato forse per colpa della presenza di tanti fotografi, che secondo me distolgono il devoto da quell'intensità, diciamo che il fotografo è diventato una distrazione più che una... Sì, però è anche Sì, l'esigenza, come certo. dire, di poter comunicare No, al mondo assolutamente. di un avvenimento anche qui partecipato e collettivo. È stato molto interessante capire come hai lavorato, è stato anche molto interessante il percorso, cioè che ti ha portato poi a questo risultato che ha lasciato emergere, come abbiamo visto, sia il particolare profondo del dettaglio attraverso quel tipo di illuminazione che tu stesso hai usato, ma anche appunto l'intenzione di ciascuno dei protagonisti che hanno appunto partecipato a questo progetto. Grazie ancora davvero e complimenti per il lavoro al dottor Spiga e insieme possiamo, visto che lo hai anche citato, richiamare un po' l'attenzione su un intervento. Noi avremmo voluto avere il piacere anche personale di salutare il dottor Gianmario De Martis e quindi averlo qui in studio, ma purtroppo per tante ragioni lui sta appunto un po' lontano da Cagliari, tra Sassari e Itri, quindi è un po' difficile avere sempre l'opportunità di far coincidere i tempi e le disponibilità. E allora, siccome appunto Matteo e l'associazione Fedora Puzzu non voleva perdere un prezioso contributo da parte di Gianmario De Martis, lui ha registrato e ci ha mandato insomma un video, quindi sarà un po' curioso per chi seguirà questo aspetto registrato di vedere come dire, una partecipazione di un relatore in un contesto un po' differente da quello della nostra scenografia, del nostro studio, ma è così importante capire attraverso l'intervento di Gianmario De Martis come l'abbigliamento tradizionale maschile, in particolare quello logudorese, quindi qui ci rifacciamo un po' anche al discorso di Matteo, della condivisione, della diffusione regionale di questo interesse sull'abbigliamento maschile. Quindi nuove ricognizioni e indagini, perché per fortuna sulla ricerca non ci si ferma mai e quindi ci sono sempre tante cose interessanti da scoprire e da sapere, per cui io manderei in onda il filmato, il video con la relazione, l'intervento così prezioso del dottor Gianmario De Martis. Un saluto a tutti. Ho accettato subito di occuparmi e di partecipare a questo progetto per diversi motivi. Il primissimo motivo è la grande stima che io ho per l'associazione che lo promuove, che garantisce serietà di ricerca. L'altro motivo importante è che io penso sia fondamentale, come è stato fatto per l'abbigliamento tradizionale femminile, occuparsi dell'abbigliamento tradizionale maschile, che è stato sempre un po' trascurato, un po' perché gli abiti sono meno appariscenti e spettacolari, un po' perché si riteneva ci fosse poco da scoprire. Ho sempre sentito questo luogo comune, gli abiti tanto sono tutti uguali, è un atteggiamento un po' superficiale, gli abiti non sono tutti uguali, hanno una struttura comune, ma non sono tutti uguali. Posso dire che durante la ricerca, nel quale sono stati fotografati gli abiti che poi in seguito verranno schedati uno per uno, proprio per farli parlare, schedati in maniera scientifica, ci siamo resi conto ancora di più di quanto fosse urgente fare questo lavoro, perché si è visto che gli abiti antichi, quelli originali, quelli non folcloristici, sono veramente pochi. C'è stata difficoltà nel reperirli, è stato fatto un lavoro anche di diplomazia
molto complesso. E questo è un po' un campanello d'allarme che ci dice che è importante documentare. Il lavoro di ricerca che mi riguarda, per quanto concerne questo progetto, è focalizzato sulla Sardegna nord-occidentale. È sempre difficile delimitare con confini una zona, anche perché nella realtà etnografica questo non esisteva. E noi abbiamo dei confini geografici, dei confini amministrativi che tante volte non corrispondono perfettamente all'area culturale e alle aree culturali come erano nel corso della storia. E nel corso di questa ricerca ho ripercorso alcune parti di lavori che io ho già fatto, perché devo dire che questa è una zona nella quale ho operato tantissimo e che conosco discretamente. Nel farlo ho cercato di eliminare alcune cose, alcune visioni soprattutto. Prima di tutto la visione estetizzante, che è sempre fuorviante. Poi la visione della emozione che ti può dare l'abito, ti toglie quella freddezza che ti permette di analizzarli molto bene e con una metodologia che li faccia parlare storicamente. In questo percorso, per adesso, ho cercato di focalizzare soprattutto le trasformazioni che ci sono state negli abiti, perché non abbiamo degli abiti fissi nel tempo e delle foglie fisse nel tempo, ma abbiamo un'evoluzione che nonostante ci siano varianti locali per classi diciamo economiche, economico-sociali, queste varianti diventano minori se li si guarda nell'insieme, e allora si vede che ci sono fenomeni che li accomunano e che ce li fanno proprio riconoscere come abiti della Sardegna nord-occidentale. L'analisi delle vicende di questi abiti mi ha portato a dividere le trasformazioni. Le trasformazioni significa tener conto di trasformazioni economiche, sociali e di tutte quelle trasformazioni che ha subito quella società che ha prodotto quegli abiti. Queste trasformazioni le ho divise in 3 periodi, proprio perché ho individuato dei cambiamenti. Il primissimo periodo riguarda la fase precedente il 1800 e quindi le fasi in cui l'abbigliamento è stato elaborato ed è diventato come noi lo conosciamo. Queste fasi sono molto difficili da analizzare perché i documenti sono pochi, poi man mano che si va indietro nel tempo diventano sempre minori, e diventano minori soprattutto nell'inesistenza di abiti reali, perché non ci sono rimasti, diventano difficili soprattutto per la mancanza o per la rarità delle immagini. Per quanto riguarda la Sardegna nord-occidentale, devo dire che già nei condages medievali ci sono citazioni di pezzi di abbigliamento. Ricordo per esempio le zancas cervinas cositas, che sono delle ghette di pelle di cervo cucite, la berritta, l'orbace, e poi abbiamo anche dei reperti. Per esempio ricordo i bottoni sferoidali in lamina intera del periodo gotico, nel 1300, ritrovati nel sepoltura del Duomo di Sassari. Abbiamo poi nello scorrere del tempo delle iconografie, un'iconografia molto interessante, molto importante,
è il Miracolo di San Biagio, un dipinto di Andrea Lusso, perfettamente datato al 1613, dove c'è la più antica attestazione della veste di pelle detta collette, coeru, cuglietto della Sardegna. Di questo periodo abbiamo anche un reperto ed è proprio un colletto che è conservato dal Gremio Sassarese dei Viandanti. Il lavoro di ricerca che mi riguarda per quanto concerne questo progetto è focalizzato sulla Sardegna nord-occidentale. È sempre difficile delimitare con confini una zona, anche perché nella realtà etnografica questo non esisteva e noi abbiamo dei confini geografici, dei confini amministrativi che tante volte non corrispondono perfettamente all'area culturale e alle aree culturali come erano nel corso della storia. E nel corso di questa ricerca ho ripercorso alcune parti di lavori che io ho già fatto, perché devo dire che questa è una zona nella quale ho operato tantissimo e che conosco discretamente. Nel farlo ho cercato di eliminare alcune cose, alcune visioni soprattutto. Prima di tutto la visione estetizzante, che è sempre fuorviante. Poi la visione della emozione che ti può dare l'abito, ti toglie quella freddezza che ti permette di analizzarli molto bene e con una metodologia che li faccia parlare storicamente. In questo percorso, per adesso, ho cercato di focalizzare soprattutto le trasformazioni che ci sono state negli abiti, perché non abbiamo degli abiti fissi nel tempo e delle fogge fisse nel tempo, ma abbiamo un'evoluzione che nonostante ci siano varianti locali per classi diciamo economiche, economico-sociali, queste varianti diventano minori se li si guarda nell'insieme, e allora si vede che ci sono fenomeni che li accomunano e che ce li fanno proprio riconoscere come abiti della Sardegna nord-occidentale. Le altre due fasi, che corrispondono al periodo primi dell'Ottocento, metà Ottocento, intorno al 1850, e dal 1850 sino agli ultimi esiti dell'abbigliamento tradizionale, che in alcuni paesi è durato come sopravvivenze con pochi individui, nella Sardegna nord-occidentale un po' oltre il 1930. Nella prima fase, per la quale abbiamo pochissimi reperti di abbigliamento, sono molto importanti una gran coppia di acquerelli, stampe, iconografie che, comparate con le notizie scritte, per esempio con le fonti d'archivio, ci mostrano come l'abbigliamento di quel periodo non fosse in generale molto diverso da quello del resto della Sardegna. Predominano i colori vivaci, l'uso della saia rossa, dello scarlatto, i capelli lunghi, le berrite non solo nere, l'uso del collette che ho ricordato un poco fa. Per la fase successiva abbiamo un cambiamento graduale, però molto forte, che porterà all'assunzione di colori scuri per l'abbigliamento maschile. Questo vuol dire che l'immagine maschile deve essere seria, come è nella moda borghese che inizia da quel periodo. Abbiamo anche l'introduzione, anche sono sporadicamente presenti nel periodo precedente, l'introduzione di pantaloni lunghi al posto del complesso ragas, calzoni bianchi, ghette,
E questo è molto interessante perché questa evoluzione è particolarmente incisiva in questa zona. E credo che al di là dell'influenza della moda borghese abbia inciso moltissimo la leva militare obbligatoria del Regno di Sardegna, che inizia proprio con la metà dell'Ottocento e diventa molto forte dopo il 1860. Sicuramente i coscritti si abituano ai calzoni delle divise e forse toccano un po' con mano quando sono comodi, meno sporchevoli, più facili nella manutenzione, e quindi vengono acquisite quelle fogge, quelle forme, quei tagli, però usando all'inizio la stoffa regionale, cioè l'orbace. Successivamente che cosa abbiamo? Abbiamo i revival folcloristici con tutte le luci e le ombre. Bene, torniamo un po' nel nostro studio dove tutto è partito, insomma, per raccontare, facciamo un po' un riepilogo del lavoro di Hominis. Abbiamo ascoltato in questa clip registrata il dottor Gianmario De Martis e come sempre ha dato delle utilissime indicazioni, insomma, su questo mondo dell'abbigliamento popolare al maschile, soprattutto in quel territorio di sua appartenenza, nell'area centro-settentrionale del nostro territorio regionale. E torniamo qui in studio con altre relazioni, con altri racconti di un mondo che vuole essere, come è stato segnato più volte in questo passaggio, emerso l'aspetto, è stato sottolineato, l'aspetto della condivisione, quindi di un processo e progetto di come dire, distribuzione di un pensiero condiviso su quello che è, insomma, l'abbigliamento popolare. Lo abbiamo visto impressionato nelle fotografie, abbiamo parlato col suo autore, insomma abbiamo raccontato molte cose. Adesso entriamo nel merito sempre di questo progetto al quale Oscar Sanna quindi di Connesa, dell'associazione che fa riferimento appunto a questo territorio nell'Iglesiente, nella macro area dell'Iglesiente e Sulcis, con Oscar Sanna che è presidente dell'Associazione Culturale appunto Sant'Andrea di Connesa, con la quale io ho avuto, devo dire, in questi anni molte occasioni di collaborazione e personalmente, visto che è qui presente, mi fa piacere sottolineare il loro operato, il loro approccio, questa intenzione, questo nuovo modo, insomma, che poi è sempre più legato a quegli aspetti più fedeli. Ora, dopo l'intervento di Ferrelli diventa sempre più difficile utilizzare la parola tradizione, però diciamo che comunque ha un aspetto che sia sempre più autentico e rappresentativo di un modus, di una comunità, e quindi nell'abbigliamento popolare, nella riproposizione del ballo tradizionale e quindi dei momenti della festa, insomma tanti aspetti interessanti. È socio, Oscar Sanna è socio anche dell'Associazione Culturale Villa Conesa, che attualmente gestisce insieme all'amministrazione comunale la soprintendenza e Fondazione Camino Minerario Santa Barbara, uno dei siti archeologici nuragici più grandi della Sardegna, so che ha la fortuna di essere in quel territorio, ed è il nuraghe di Serucci. E personalmente si occupa dell'abbigliamento anche come collezionista, quindi ha un grande patrimonio in questo senso, sia di abbigliamento tradizionale che di materiale fotografico, ed è uno studioso appassionato, insomma, libero ricercatore, così ama definirsi, delle tradizioni legate a Connesa e tutto il suo territorio. Quindi Oscar, mi piace l'idea di attraversare il Sulcis e l'Iglesiente, quindi questa tua zona di appartenenza che abbiamo detto che è così importante anche in questo progetto Hominis, lo ha sottolineato anche Matteo Azzeni in apertura, e quindi questo nuovo punto di vista sul vestiario popolare, in questo caso al maschile. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Voglio ringraziare appunto te, voglio ringraziare l'associazione Fedora Puzzu per questo
questo coinvolgimento in questo progetto importante, come ha detto Matteo, già da tempo c'era nell'aria questo progetto. Sono orgoglioso e molto contento che mi abbia scelto come referente per l'area appunto del Sulcis Iglesiente, come stavi annunciando tu prima. Perché un nuovo punto di vista, Ottavio? Perché si è spesso guardato con occhi un pochino diversi il Sulcis Iglesiente. Troppo spesso si fa di tutta l'erba un fascio, tanto voi siete tutti uguali, non avete tradizioni, molto spesso non si capisce appunto l'importanza che questo territorio ha avuto. Il mio territorio, come hai sottolineato anche tu e come spesso sottolineo io, è un unico territorio, appunto il Sulcis Iglesiente, ma con delle distinzioni appunto in altre due aree geografiche, il Sulcis appunto e l'Iglesiente. Queste due zone sono accomunate da un abbigliamento tradizionale di per sé simile, ed è quello detto da Meurreddu, che per noi sul vestire di Meurreddu non è altro che l'uomo che veste l'abbigliamento tradizionale. Questo vestito appunto possiamo delinearlo all'interno proprio di diverse comunità che lo hanno in comune come struttura di base. Possiamo partire da Iglesias e scendere fino a Teulada, e quindi è un'intera area con diversi comuni che hanno in comune queste strutture qua. Dobbiamo tornare un pochino indietro, perché abbiamo tantissimo materiale fotografico di questa struttura, di questo abbigliamento qua, e tantissimo materiale anche storico, archivistico, che poi magari potremo approfondire più tardi, o comunque approfondiremo sicuramente nella pubblicazione. Moltissimo materiale dell'Iglesiente. Perché? Perché l'Iglesiente storicamente ha avuto un boom economico nell'Ottocento con l'attività industriale. Quindi Gonnese e Iglesias diventano due centri importanti per l'attività industriale, diventano sempre più importanti e crescono proprio come cittadine. E questo crescere, questo diventare importanti lo ritroviamo anche nell'abbigliamento tradizionale, perché lo status del territorio viene riversato anche nell'abbigliamento tradizionale. Spesso, come ti dicevo prima, la nostra zona viene guardata un po' con occhi diversi, ok? Perché anche strutturalmente parlando il nostro abbigliamento si distacca molto dal resto della Sardegna. Abbiamo degli elementi caratteristici che a prima vista ti indicano appunto che sei vestito alla moda del Meurreddu, e sono i pantaloni. Come ha detto Gianmario De Martis, anche il dottor Gianmario De Martis nell'intervento precedente, ha parlato di un dipinto del Miracolo di San Lussorio, conservato a Borore, dei primi del 1600, che oltre a rappresentare appunto l'uomo con suo golletto, come diceva anche lui, troviamo un uomo che indossa i scrazzoni, i pantaloni lunghi. Sicuramente questo tipo di abbigliamento era diffuso in altre aree della Sardegna. La caratteristica nostra è che siamo riusciti a mantenere questa foggia seicentesca e portarla nei secoli quasi invariata. Gli ultimi uomini che hanno vestito l'abbigliamento tradizionale da noi risalgono più o meno agli anni 40, anni 50, quindi immaginati come sono stati i conservatori a mantenere quasi intatto questo vestito arcaico, okay, con una struttura ben precisa. E la scelta delle due comunità del Sulcis e dell'Iglesiente ricadono appunto su Gonnesa e su Teulada. Perché su Gonnesa? Su Gonnesa è stato fatto da me e dall'associazione un lavoro di ricerca e di studio molto, molto importante, e siamo riusciti ad andare a recuperare tantissime fogge e a ricostruire, a reperire materiale d'epoca e fotografico e archivistico, che ci ha permesso appunto di ricostruire queste tipologie vestimentali che partono dall'800 fino agli anni 20-30 del Novecento, l'ultimo periodo quindi di transizione dell'abito. E nel progetto quindi sono state rappresentate queste tipologie di abbigliamento qua, con abiti che abbiamo in comune con l'area Iglesiente
con l'area sulcitana, scusami, abiti che per ora sono stati ritrovati soltanto nell'area eglesiente. Ti faccio l'esempio del corpetto azzurro, che per adesso, dalle ricerche che sono state effettuate sia nell'area eglesiente e sia da altri ricercatori o appassionati del Sulcis, per ora questo tipo di corpetto è stato rinvenuto soltanto nell'eglesiente. Ci sono anche, oltre al Casalis che lo cita per Iglesias, abbiamo anche delle stampe inedite dove viene rappresentato a Porto Scuso e dei documenti archivistici dove viene proprio descritto come abito tipico del villaggio del paese di Gonnesa. Quindi con Gonnesa andiamo più o meno a rappresentare e a delimitare appunto queste tipologie di abiti di tutto il territorio. Con Teulada invece è stato fatto un ragionamento diverso. Perché, Ottavio? Spesso quando si vede Teulada lo si identifica solo per il cappello, senza andare a pensare che quel determinato elemento era diffuso in tantissimi centri della Sardegna, se non in quasi tutti nell'Ottocento. Nelle stampe famose lo vediamo rappresentato nel Campidano di Cagliari, nel Logudoro, a Sassari, lo vediamo nell'Oristanese, nel Sulcis Iglesiente, ma l'intento è quello di far osservare con occhi diversi l'abbigliamento tradizionale di Teulada, perché Teulada ha fondamentalmente due gioielli addosso, che sono la camicia e il corpetto. La camicia con questa tipologia del ricamo a punte brode e a punte nu, che sono proprio un gioiello che l'uomo di Teulada indossa. Infatti nella pubblicazione abbiamo avuto la fortuna di avere 2 esemplari originali, perché il referente di Teulada ci ha portato appunto 2 abiti veramente interessanti, e poi il corpetto, che si distacca completamente dalla realtà sulcitana eglesiente e anche da quella campidanese. È proprio come se Teulada fosse un mondo tutto diverso all'interno di un altro mondo, che è quello del Sulcis Eglesiente, sebbene la struttura dell'abito ricordi quella dell'abbigliamento da Meurreddu. Basta pensare appunto che anche Teulada veste i scrazzonis come il resto dell'area sulcitana eglesiente. Un'altra fortuna che abbiamo avuto durante la stesura di questo progetto è stata quella di rinvenire un userinico originale. Non abbiamo tantissimi abiti originali nell'Eglesiente e nel Sulcis, proprio per come è stato fatto notare anche prima da altri relatori, gli abiti da uomo sono più rari perché l'uomo l'ha smesso molto prima al posto delle donne, che tuttora nel Sulcis Eglesiente alcune vestono. Però la fortuna è stata quella di rinvenire questo cappotino originale che ci è stato prestato da San Giovanni su Ergiu, che è un altro paese del Sulcis, e quindi questo cappotto così particolare, che è lo stesso tipologia poi appunto della locandina che vediamo alle nostre spalle. Questo cappotto, che ha una storia tutta particolare di questi sarti greci che stavano a Cagliari, quindi un riferimento poi anche archivistico ritrovato a Gonnesa, riguardante Gonnesa, ma ritrovato in archivio di Stato a Cagliari, di un furto di questo capo, proprio di un signore di Gonnesa che si era recato a Cagliari il 4 per il rientro di Sant'Efisio. Alloggiando in una locanda di Cagliari gli venne sottratto questo capo, e durante la denuncia di quest'uomo ci fa capire il costo e l'importanza che aveva questo capo, perché valeva quasi 18 lire, stiamo parlando veramente di un patrimonio. Quindi chiudendo il succo del discorso, questo progetto ci permette di vedere con occhi diversi e con luce diversa l'abbigliamento tradizionale di una zona che per molto tempo è stata vista male, perché comunque si erano dei pregiudizi, forse legati anche ai passati folcloristici fatti magari sbagliati, o semplicemente perché c'era stato un approccio diverso alla ricerca in questo territorio, che veramente ha tanto da offrire. Beh, questo è indubbio che ha tanto da offrire, c'è tanto materiale. Uno dei segni, tu lo hai detto, alcuni elementi preziosi e autentici di Teulada, questo Serenico di San Giovanni su Ergiu, quindi solo alcuni questi elementi preziosi
originari che hanno avuto una storia, una vita, una relazione proprio con i territori, con i luoghi e con la gente. E certo è che il fatto di dover oggi appunto in qualche modo riscoprire, dare una nuova visione dell'Iglesiente del Sulcis è curioso, perché è un territorio così importante anche sotto questo profilo. Abbiamo una città regia come Iglesias, abbiamo tutto un territorio straordinario che ha delle differenze, l'area del Sulcis all'interno, interna stessa a quest'isola, la parte che deriva sul mare, quindi due territori profondamente differenti anche dalla scelta dell'utilizzo delle stoffe. Abbiamo il santo patrono dell'isola, insomma il Sulcis è un'area davvero, il Sulcis e l'Iglesiente sono queste aree o un'unica macro area davvero molto importante anche sotto questo profilo del vestiario popolare. È bene quello che state facendo e quello che faranno anche altre associazioni che si uniranno insomma a questo vostro coro, di tentare di portare ulteriori elementi proprio per dare l'immagine più vicina possibile a quella che era il patrimonio dell'apparato vestimentario maschile in questo caso, visto che parliamo di hominis, e femminili. E certo far dismettere quella idea degli elementi costruiti così tanto per creare un gruppo folcloristico, e questo ahimè devo dire è un tormento che ha come dire, invaso e occupato il tuo territorio, ma dobbiamo per dire fortuna possiamo dire che sta molti sparendo. territori della Sardegna, ma ecco per fortuna che le associazioni come le vostre, parlo di Gonnesa, parlo di tante altre che aderiscono a questi progetti, e soprattutto Fedora Puzzo che ha indetto, che ha proprio voluto creare insieme a te, insieme ad altri, proprio nel concetto di condivisione, questa linea di presa di coscienza sempre più profonda, sempre più vera. E quindi insomma bene, la strada è quella giusta, e quindi speriamo che davvero l'idea di quegli elementi, tra virgolette, folcloristici da esibizione è bene che venga dismessa al più presto, perché tanto materiale è presente e Oscar ce lo ha ben segnalato. Ti ringrazio molto, davvero complimenti per il lavoro che fate, ma sono complimenti sinceri e non di circostanza, perché davvero conosco il vostro impegno e il vostro lavoro, il tuo e quello dei soci della tua associazione Sant'Andrea. E adesso noi continuiamo un po' a ragionare, a riflettere, ad approfondire, ad ascoltare delle nuove relazioni, proprio perché la condivisione, cioè l'essere insieme, il fatto stesso di essere associazione è una condivisione, non è un progetto dell'individuo, ma è un progetto di tanti uomini e tante donne. L'essere all'interno di un gruppo folcloristico, partecipare al ballo rituale, sono tutte, come dire, elementi di condivisione. Non c'è l'io, c'è sempre come dire, il dialogo del noi, cioè la riproposizione dell'insieme, quindi parte da un substrato potente, forte, vissuto, questo della condivisione. E a proposito, andiamo un po' in giro nei territori e approdiamo anche nel capoluogo, perché poi avremo modo insomma di parlare un po' più a fondo di Cagliari. Io vorrei farvi vedere ancora delle foto a tutto schermo del Sulcis e poi riprendiamo ringraziando Oscar Sanna e dando il benvenuto invece a Omar Fiore. Ma vediamoci queste foto. Bene, lo avevamo anticipato, abbiamo visto alcune foto, abbiamo visto anche la fotografia di Omar Fiore, e tra l'altro tu fai parte anche della copertina di questo progetto, e ora finalmente insomma è presente qui in studio a raccontarci un po' della sua esperienza, del suo interesse, del suo lavoro relativamente insomma all'attività cagliaritana, quindi questo è un po'
il luogo della sua intenzione e del lavoro. Giusto due note, mi fa piacere dirle, di Omar, che è appunto cagliaritano, l'ho detto, e lui inizia, cioè entra dentro questo mondo dell'ambiente del folklore cagliaritano già nel 2014, quindi insomma un po' di anni ormai all'attivo, ma viene da una famiglia che evidentemente ha esperienze, frequentazioni e confidenze con questo mondo e si dedica subito alla ricostruzione e alla ricerca, sia sul fronte del vestiario popolare e sia su quello molto interessante anche del carnevale cagliaritano e di alcune figure molto importanti del carnevale cagliaritano che anzi io come dire, spero che venga sempre più studiato, conosciuto e messo in luce perché anche se in tempi relativamente recenti ma appartiene ad uno strato importante della comunità cagliaritana e quindi sarebbe bene lavorare poi e dedicare anche del tempo specifico a questo tema. Comunque complimenti anche per questo interesse. Comunque in entrambi i campi possiamo dire che come dire, sviluppa la sua propensione e sensibilità nello studio dei capi, dei tagli, dei modelli d'epoca, insomma, volgendo lo sguardo al materiale iconografico, quindi al tessile e ai capi originali. Perciò grazie a questa propensione nel 2016-17 partecipa ad esposizioni museali, quindi conferenze inerenti al patrimonio del vestimentario cagliaritano e coadiuvando poi anche nella ricerca e nell'allestimento. Ancora con le sue curiosità verso questo mondo e verso il confezionamento degli abbigliamenti popolari, intraprende proprio uno studio della sartoria e qui entriamo in un campo davvero molto molto interessante, proprio la pratica, no, del confezionamento di quegli abiti e quindi frequentando tuttora i corsi per il settore. Sarà interessante il suo racconto sul mondo cagliaritano che attraverserà diversi temi proprio su questo aspetto del mondo del folklore, ma anche credo con qualche proposta insomma per un folklore migliore, più autentico, più vero e così. Sì, senz'altro, io approfitterei appunto di questa sede, a parte per ringraziarvi per questa opportunità che mi vede fondamentalmente consacrato, quasi battezzato in questo mondo come prima esperienza, per condividere, per parlare di una chiave di lettura che è poi consacrata nella locandina appunto con un abito particolare che è Suserenicco, che possiamo considerare come un capo panisolano che nasce a Cagliari e su questo io vorrei fare una demarcazione perché spesso Cagliari viene indicata come una città non sarda, senza tradizioni, con le virgolette per sicurezza, senza radici e invece forse è la città che dal punto di vista vestimentario ha fornito una documentazione sterminata nelle varianti, nelle peculiarità che i cagliaritani hanno dato a questo modo di vivere e a questa espressione che poi è l'abbigliamento. È nota ormai per chi è nel settore la famosa diatriba degli anni 20 dell'Ottocento che vide i sartori cagliaritani, i miei avi, con quelli greci, circa appunto la paternità di questo capo che io ho provveduto a ricostruire cercando quanto più possibile di lavorare nel dettaglio sulle particolarità che lo compongono per una mia, forse per un mio difetto, per una mia struttura caratteriale che è quella della puntigliosità della ricerca, fine non alla sofisticazione in sé dei capi, ma a cercare di entrare praticamente nella mente, nel modo di vivere delle persone che questi capi li hanno indossati, quindi dargli insomma una vita, dargli una sensibilità umana che a volte ci dimentichiamo, soprattutto per chi lavora come nel mio campo con tutta una serie di iconografie per lo più vergate a mano, quindi prive di fotografie, di materiali originali. Spesso ci dimentichiamo che dentro queste persone, come diceva Ignazio, dentro questi abiti c'erano delle persone. Mi è capitato la prima volta che ho visto la tomba di Peppina Mostallino, una donna di cui noi conserviamo ancora l'abito in una collezione privata,
vedere la tomba e vedere che quell'abito aveva una persona, una storia dietro, e lì un po' dà quella sensazione di umanità che spesso chi lavora nel tecnico dimentica. Tutto questo processo io l'ho, per carità, respirato, vissuto nelle realtà che ho frequentato, e poi l'ho elaborato in un metodo che poi io definisco scientifico, se non peraltro che l'ho sviluppato in modo tale che possa essere ripetuto in qualsiasi circostanza questo possa essere sviluppato, ed è quello che appunto, condividendo con le persone questa esperienza, ci si è ritrovati a pensare e a condividere e a lavorare con questa stessa concezione mentale, cioè non ci si è incontrati per caso, questo vorrei sottolinearlo, perché ci si è trovati per motivi storici, per motivi di conoscenze, a intraprendere un percorso da strade diverse, con storie diverse, con generazioni diverse, perché ci sono persone che di età possono essere i miei genitori, e però ritrovarsi in un cammino unico, che poi è quello che ci ha portato a questo progetto, che non è nato quest'anno, ma di cui parlavamo da tanto tempo, che abbiamo abbozzato, chi più, chi meno, e di cui io sono onorato di far parte, perché insomma, essere ritenuti all'altezza di un progetto di questo livello è veramente piacevole e entusiasmante per me. Quello che io ho provveduto a fare per questo progetto è tenermi radicato nelle fonti, scegliendo uno spaccato storico della vita di Cagliari, che è indicato fra un settantennio, fra gli anni 30 e il primo Novecento, e a lavorare su due fronti importanti che secondo me sono il fulcro della cagliaritanità, cioè un dato progressista, potremmo dire, dato dalla situazione geografica in cui si trova la città, ma anche da un carattere che secondo me è il contraltare, che per questo ne crea appunto l'effettoria interessante, di un estremo conservatorismo degli abitanti, del fatto che tutti questi abiti che noi conosciamo sono indicati in un gremio di mestiere, per cui noi parliamo di gremio dei pescatori con degli statuti e delle peculiarità che si rifanno rigorosamente a quel capo di mestiere, e parlare di come certi abiti sono nati e morti in quel modo, certi altri che invece hanno seguito le mode, il perché gli uni e il non gli altri, è un aspetto fondamentale che ritorna in tanti aspetti della vita della città, e l'espressività che dà l'apparato vestimentario, come nel carnevale, cioè noi troviamo come figure carnevalesche Sabanatara, Sarragatè, sui Scarori, non sono nient'altro che gli stessi uomini della città, quindi anche lì è la città che fa maschera di se stessa, trasformando, ovviamente, esasperando peculiarità dell'abito che sono rimaste fino ai giorni nostri. Parlando con le persone che hanno fatto parte del Sarratantira, della GIOC, quindi l'associazione che si occupava del carnevale fino a poco tempo fa, hanno memoria del fatto che post Sarratantira si prendevano i costumi, cioè i spanetteras, i sarragateri, vestivano i capi, la roba vecchia, che poi furono in realtà abiti tradizionali, recuperate nel quartiere, e ancora negli anni 50 e 60 noi vediamo fotografie di uomini vestiti po' carnovali, che in realtà sono vestiti in modo impeccabile, con capi originali e indossati anche in un modo corretto, che poi magari verrà diluito col tempo con il folklore. Poi, per carità, qua entriamo in un discorso che è molto più ampio e che secondo me va ampliato in un'altra sede, però quello che io penso possa svilupparsi con questo progetto è appunto dare uno spunto, una chiave di lettura. Nessuno vuole porsi in qualsivoglia cattedra o scranno, ma sicuramente c'è l'intento di portare e elevare alla stregua della lingua, della poesia e della musica, il vestiario a quella che è la dignità che merita, quindi a una lettura della storia del nostro patrimonio, e che speriamo, io perlomeno mi auguro che un giorno possa arrivare all'ambito accademico, e questo lo si può fare soltanto con un lavoro scientifico e meticoloso, quindi con un atteggiamento, con uno sviluppo, con un interesse che è quanto più moralmente corretto e consono a
l'approccio che noi gli stiamo dando. Per questo ritorno a parlare di metodo scientifico, cioè sviluppare un percorso che sia coerente, utilizzabile in qualsiasi contesto, nord, sud, dilatabile nel tempo, per cui strutturare in questo modo un lavoro che possa essere valido e degno appunto di una pubblicazione di questo livello, possa essere fruibile da persone che si avvicinano a questo mondo e che hanno bisogno di un aspetto manualistico, o quantomeno un punto di riferimento di chi prima di lui ha fatto questo percorso e questo viaggio, e che magari con una sbandata o con l'altra, ma poi ritrovandosi insieme, ha generato appunto questo lavoro che si è risolto, condensato in hominis, ecco. Sì, guarda, la tua riflessione è molto interessante anche sull'aspetto e sull'auspicio di vedere sempre più un impegno, anche uno studio anche di carattere scientifico su questo aspetto, e coinvolgere non soltanto gli appassionati, i ricercatori, ma un po' in modo più ampio anche il mondo accademico. Interessante perché poi ovviamente mette su ulteriori motivi di interesse, soprattutto la scientificità, per cui il riferimento chiaro col mondo. È interessante anche il passaggio che hai fatto sul carnevale, perché anch'io da cagliaritano mi sono sempre interrogato come è stato possibile che nella metà del Novecento per rappresentare lo scherno, come dire, in qualche modo una condizione cagliaritana, vengano utilizzati gli abiti del passato, cioè era un modo per discostarsi totalmente da loro, per rifarli propri, per utilizzarli nell'ambito del divertimento, per parafrasare, sarebbe da studiare anche questo. È un aspetto che sicuramente più avanti verrà notato, perché ci sono anche lì degli aspetti peculiari della città e del carnevale in genere, come ci sono le maschere a Lenzoru, si dice, quindi Saggatto, di altre zone. Poi ci sono delle peculiarità che sarebbero leggibili solo dai cagliaritani, per cui ora noi abbiamo un po' perso, ma la figura della Panatara come donna sguaiata è rimasta poi ed è diventata estremizzata nella maschera. Questo aspetto, che spesso non viene considerato anche dai cagliaritani, mea culpa, anch'io mi ci sono avvicinato da poco, è un aspetto fondamentale per questa chiave di lettura, che non va, secondo me, messa in secondo piano, ma che è un aspetto dello stesso abito, non di un altro campo. Sì, ma infatti questo è molto, molto interessante. Poi pensiamo anche a altre figure, su dottori, cioè tanti altri come dire, modelli di riferimento che appunto nella ironia carnevalesca sono stati presi a modello, però insomma, come hai ben detto, rappresentano davvero quel modo di vestire del passato. Poi dopo nel tempo si è utilizzato altre tipologie, o comunque con meno fedeltà rispetto al passato, perché poi parallelamente si è cominciato a rivalutare, anche a ridare dignità a questo aspetto. Il giusto ruolo che aveva, che ha sempre avuto. Il giusto ruolo che aveva. Per cui insomma questo è un tema che ci dà tanti spunti, quindi davvero grazie anche per questa opportunità. Siccome abbiamo detto che questo lavoro di Hominis è soltanto, come dire, la costruzione oggi di una base, credo ben strutturata, in cemento robusto, perché insomma tutte le relazioni che sono state portate all'attenzione in questo contesto hanno lasciato emergere davvero dei grandi motivi di interesse, ci hanno illuminato per certi versi nel mondo appunto dell'apparato vestimentario relativamente all'uomo. Quindi davvero oggi si può dire che da qui si può ripartire per una ricerca ulteriore, per un approfondimento. Grazie dunque Omar Fiore, e adesso noi manderemo ancora la tua fotografia, così vediamo bene nel dettaglio, e qualche altra, e poi io vorrei tracciare un po' una conclusione, quindi fare una ulteriore breve riflessione con il responsabile organizzativo, quindi con Matteo Azzeni. Inviterò lui a salire su questa piccola piattaforma per darci un po' un suo pensiero conclusivo di questi primi lavori del progetto Hominis. Bene, concludiamo dunque questo corposo appuntamento con 6
relazioni molto importanti, con l'introduzione che abbiamo sentito proprio di Matteo Azzeni. E proprio Matteo ho voluto fosse di nuovo vicino a me per chiudere, per dare anche una sua riflessione su quello che è stato lo svolgimento di questa prima parte o prima base da cui partire, come in realtà ha sottolineato in apertura. E mi pare, a mio avviso, Matteo, che siano emersi forse tutti quegli elementi che tu volevi, che tu auspicavi e che insomma questo progetto si aspettava, no? Sì, era fondamentale, infatti io ti ringrazio Ottavio per averci anche aiutato in questa missione. Diciamo che questa, come dicevi appunto, è la presentazione di una bozza che ci tenevamo si capisse, fosse una cosa condivisa, fosse una cosa partecipativa, e ci ha fatto crescere tutti questo progetto. Io ho imparato a rivalutare un po' l'ottica nel pormi verso questo tipo di argomenti. Siamo molto contenti come associazione, perché comunque abbiamo dato la possibilità a tanti che lavoravano da tempo riguardo a questi argomenti di venire fuori dal proprio guscio e di portarci all'attenzione il loro lavoro, un po' come Omar, che ha fatto l'intervento di chiusura. Con altri invece abbiamo giusto dato il là ad un lavoro di studio e di recupero dell'abbigliamento tradizionale che ormai era andato perduto. Faccio l'esempio di Muravera, quindi sarebbe la prima volta che si pubblica anche qualcosa sul Sarabus, ma tanti e tante comunità ci hanno aiutato con i loro responsabili, devo ringraziare tutti. Come dicevamo un po' tutti, speriamo che questo lavoro sia davvero una base su cui chiunque poi possa ripartire, che inizi un po' a coinvolgere anche tutto l'ambiente accademico, perché sarebbe davvero una cosa importante. Ci tengo, e qui faccio i ringraziamenti finali, ci tengo a ringraziare la Fondazione di Sardegna che ci ha dato l'opportunità. Siamo riusciti a partire con questo progetto anche grazie alle risorse che ci ha messo a disposizione. Ringrazio il Comune di Selargius nella persona dell'assessore alla cultura, la dottoressa Roberta Arrelli, che ci ha messo a disposizione una parte delle risorse che ci servivano per dare il là ad una parte del progetto. È un progetto non definitivo, è un progetto che sarà aperto a nuove evoluzioni. Se sarà necessario sarà aperto anche a correzioni, non abbiamo la presunzione di avere la verità assoluta in mano, ma vogliamo comunque dare delle basi scientifiche valide che sappiamo che possono funzionare. E Hominis non è nient'altro che il primo dei progetti che abbiamo in programma da qui ai prossimi anni. Sicuramente nascerà Feminas, cercando di capire quali saranno gli aspetti importanti da portare all'attenzione. E quindi niente, io concludo ringraziando tutti quelli che hanno partecipato e che ci hanno dato la possibilità di portare avanti, di fare questo step importante per questo progetto. Il prossimo sarà appunto la pubblicazione vera e propria. Bene, no, grazie a te Matteo e a tutta la tua associazione e agli enti che vi hanno sostenuto, perché appunto Hominis è un punto di partenza, come hai detto, però è un punto di partenza importante anche perché ha determinato una sorta di nascita anche di un format che è piuttosto anche nuovo come linguaggio comunicativo, per cui mi sembra interessante anche questo aspetto. Grazie anche dell'anticipazione quindi del prossimo progetto Feminas, quindi evidentemente la strada sarà davvero molto molto lunga. Fortunatamente i patrimoni conservati nel nostro territorio regionale sono tanti e auspichiamo sempre di più che coloro che vedranno insomma e ascolteranno queste relazioni possano avere sempre più questo approccio sensibile al mondo delle tradizioni popolari, del folklore più in generale e dell'apparato vestimentario in particolare, visto che è di questo che oggi abbiamo parlato. Grazie anche da parte mia a tutti i relatori che hanno dato insomma vita e informazioni importanti. Io li vorrei citare di nuovo tutti in chiusura, partendo da non in ordine come dire
di interventi, ma così come questi appunti che mi sono preso, ricordo il dottor Gianmario De Martis, che non è stato presente qui in studio, ma ha mandato una sua preziosa clip registrata. Grazie a Ignazio Sanna Fancello, grazie al dottor Marcello Ferreri, Oscar Sanna, piuttosto che Alessandro Spiga, Omar Fiori, insomma tutti coloro che sono intervenuti e che hanno reso prezioso questo appuntamento, questo progetto Hominis, del quale speriamo di poterci lavorare intensamente anche in futuro. Grazie davvero.